Oggi faremo un piccolo percorso insieme che riguarda principalmente il clima e come i prodotti a base legno possono contribuire a mitigare gli effetti del riscaldamento climatico. È inutile dire che nel 2023 l'Unione Europea ha adottato una serie di proposte legislative provenienti proprio dalla Commissione per rendere le politiche dell'Unione in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità adeguate a ridurre le emissioni nette. E queste emissioni nette devono essere ridotte di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Qual è, diciamo, l'obiettivo finale? È far diventare l'Unione Europea il primo continente a impatto climatico, diciamo, zero entro il 2050. Quindi è un grosso, diciamo, set di norme, e per norme intendo principalmente direttive, atti della Commissione e regolamenti che delineano una nuova visione per quanto riguarda il sistema economico e industriale del nostro continente. Ma quali sono queste norme e queste direttive? Beh, si coinvolgono un po' tutti i comparti industriali di riferimento. C'è una prima direttiva che è anche una base importante per quanto riguarda la profilazione nei termini ESG e quindi Environmental, Social e Governance delle nostre imprese, che è la direttiva CSRD, ossia una direttiva che delinea come bene o male impostare una rendicontazione di sostenibilità e darsi un obiettivo e un perimetro per quanto riguarda la riduzione delle proprie emissioni. In qualche modo l'industria con questa direttiva, per passi e step successivi che allargano la maglia di applicazione fino alle PMI, definisce un obbligo per quanto concerne appunto la rendicontazione di sostenibilità. E questo è uno dei pilastri su cui si basa proprio la politica climatica europea. Ma non è la sola che bene o male delinea un nuovo quadro climatico della nostra industria. C'è anche la direttiva, ed è stata emanata e approvata la direttiva EPBD, ossia una direttiva specifica per quanto riguarda la performance energetica, ma non solo, dei nostri edifici e quelli che sono i target da raggiungere nei prossimi anni in termini di prestazione energetica, ma oltre a questi due elementi ci sono un regolamento che a noi impatta come settore dell'industria del legno in particolar modo, che è un regolamento che delinea la cornice legislativa e certificativa di carbon removal e quindi tutti gli approcci economici che vanno a definire una sottrazione dell'anidride carbonica direttamente dall'atmosfera entro in dei serbatoi, diciamo, dove questa anidride carbonica viene cristallizzata e stoccata per un lungo periodo. E poi l'Unione Europea ci insegna anche a delineare un quadro di comunicazione, ossia per far sì che non ci siano fenomeni di greenwashing, l'Unione Europea ha delineato una direttiva specifica sulle green claims. Se io metto insieme questi grossi quattro documenti legislativi, dalla direttiva CSRD per quanto riguarda il reporting di sostenibilità e quindi gli obiettivi e il perimetro di rendicontazione della sostenibilità inteso nei tre pilastri I, S e G. Se metto insieme una direttiva che riguarda l'ambito delle costruzioni e quindi una direttiva che delinea quelli che possono essere i prossimi passi in termini di classi energetiche e queste classi energetiche e questa riduzione, diciamo così, dell'anidride carbonica indicata all'interno delle PBD, di questa direttiva che riguarda appunto le costruzioni in senso generale, raggruppandole tutte, se metto insieme anche un regolamento specifico per quanto concerne i carbon removal e aggiungo una direttiva relativa appunto alle dichiarazioni ambientali, alle loro, diciamo, caratteristiche che devono avere per quanto concerne una mitigazione del rischio di greenwashing, alla fine ho un grosso pacchetto, un grosso primo pacchetto di documenti legislativi che influenzeranno l'industria
da oggi fino al 2050, dove in buona sostanza l'Europa è definita come il primo, vuole essere definita come il primo continente a impatto zero, quindi emissioni zero. Un sistema di governance europeo di questa mole, di questa portata, definisce due grossi asset. Questi asset riguardano un primo, i fattori di riduzione delle emissioni e quindi tutte le pratiche che possano contribuire a ridurre le emissioni gas serra da qui al 2030, il primo obiettivo del 55%, detto prima, rispetto alle emissioni del 1990, per poi arrivare a una visione di lungo termine, diciamo, per una neutralità climatica nel 2050. Questo passando in verticale da questi due grossi obiettivi e rivolgendosi al comparto edile, che comunque è uno dei soggetti più inquinanti a livello globale, la direttiva dedicata alle PBD, ossia quella che indica diciamo, una riduzione per quanto riguarda le emissioni. Infatti EPBD non è altro che l'acronimo di Energy Performance of Building Directive, definisce in qualche modo un obiettivo di andare a delineare per tutti gli edifici residenziali la classe di prestazione energetica E entro il 2030 e D entro il 2033. Per quanto riguarda gli edifici non residenziali e di carattere pubblico, si anticipano queste classi energetiche minime al 2027, rispettivamente per la classe energetica E e D entro il 2030. Per le nuove realizzazioni, in altre parole, tutti gli edifici pubblici devono essere a zero emissioni, ma da quando? A partire dal gennaio 2026. Tale obbligo successivamente si estenderà a tutti gli edifici residenziali a partire dal 2028. Quindi per zero emissioni, zero emission building, per come viene inteso dalla direttiva EPBD, ha una visione diversa da quella riportata all'interno degli attuali testi legislativi e faccio riferimento agli edifici NZEB. Qui per edifici diciamo a zero emissioni si intende un edificio altamente prestazionale per quanto riguarda i requisiti energetici e in pratica si va a limare a zero l'acquisizione di energia proveniente da combustibili fossili. Dice, e per arrivare naturalmente a delineare tutto quello che comprende l'obiettivo di neutralità climatica da qui al 2050, capite bene che questo è solo un primo inizio, perché comunque delle emissioni per quanto concerne la produzione di materiali, per quanto concerne la messa in esercizio dell'edificio, per quanto concerne l'industria in genere, ci saranno comunque. E se l'Unione Europea vuole arrivare da qui al 2050, c'è un altro importante concetto da dover in qualche modo approcciare. Si tratta della rimozione dell'anidride carbonica. Quindi, in altre parole, è un approccio per il quale le emissioni che non riesco in qualche modo a mitigare attraverso un processo di riduzione, l'Unione Europea delinea un quadro regolamentatorio per cui queste emissioni residue vengano prese dall'atmosfera e stoccate all'interno di un determinato elemento o un determinato prodotto. E qui arriviamo, diciamo, al regolamento dell'Unione per quanto riguarda gli approcci carbon removal e fa parte di tutta quella legislazione definita all'interno del pacchetto Fit 55, ossia di andare a ridurre le emissioni del 55% nel 2030 e diciamo il 20 febbraio del 2023 è una data da segnare proprio sul calendario. Perché? Perché in altre parole in quel consesso Commissione, Consiglio e Parlamento hanno approvato il testo di questo importante regolamento che sicuramente influenzerà
gli asset legislativi nazionali dei Paesi membri per quanto riguarda una transizione ecologica ma anche materica. In buona sostanza, cosa diciamo, quali sono le novità principali di questa cornice legislativa e certificativa del prossimo regolamento riguardante gli approcci carbon removal? In altre parole, questo regolamento non è altro che una cornice, è una cornice che delinea dei cardini su cui bene o male impostare la certificazione dei carbon removal, degli approcci carbon removal, ossia di tutte quelle azioni che sottraggono direttamente anidride carbonica dall'atmosfera, stoccandola e prevedendo un nuovo rilascio nell'ambiente. In qualche modo il legislatore si rende conto che è necessario andare a definire un processo certificativo che metta chiarezza e che possa influire direttamente all'interno del ciclo del carbonio. Se noi post, diciamo, rivoluzione industriale abbiamo cominciato a immettere dell'anidride carbonica nell'atmosfera e siamo stati, tra virgolette, l'attore che ha proceduto a far sì che questa concentrazione di gas serra salisse notevolmente all'interno dell'atmosfera, potremmo anche essere la popolazione, ossia l'industria, anche il soggetto che guarisce questo clima e guarisce questo clima attraverso una serie di approcci.